tutta una questione di mancanza di ignoranza. Quindi secondo lei a Venezia c'è tanta ignoranza? Non stavo neanche da dove cominciare. Allora, basta guardarsi intorno, vede, allora, per fargli capire, vede i turisti. Che basta venire qua, farsi i selfie e non alza neanche la testa per vedere la meraviglia che sta qua intorno, capisce? Oh, pare che ti sei la città più bella del mondo! Chissà lei di città quante ne ha viste? Neanche una. Ma come, non si è mai mosso? Ma sì. possibile? Ma cosa oppure? Scusa, ma vivo già nella città più bella. Io viene da tutto il mondo per vederla, cosa occorre che vada dall'altra parte, per vedere cosa? Una roba che so già che è più brutta. Mi dica io, è logica, no? Quindi lei sta dicendo con tutte le meraviglie che abbiamo qua? Piazza San Marco, Rialto. Beh, qui vicino c'è la Cadoro. È fermata il Matteo, dice. Il palazzo, la Cadoro, bellissimo già da fuori e chissà dentro come sarà, eh? E che ne so, non sono mai stato. Ma come non sei mai stato? Ma mi sono sempre ripromesso, Palazzo Ducale almeno l'avrà visto. Da fuori? No, perché sei una di quelle robe, no? Che uno dice, vengo qua e una dice, vado domani. Quindi domani ci va? Domani, con impegno. Ciao Ezio! Oh, e viva le glorie del nostro Leone!